Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su MotoGP. Raga, prima di cominciare la carriera in 2.50 devo spiegare alcune cose. Allora, purtroppo ho problemi con GP4. Non riesco più a registrare, a Magny-Cours problemi grossi. Posso già anticipare che che mi sono ritirato in quella gara, ma quello è il minimo dei problemi, perché purtroppo con Fraps settato in tutte le maniere, il gioco lo stesso andava a 10 fps, non riuscivo proprio più a registrare. Quindi ragazzi, io trovo un altro programma, non lo so, io spero che tutte le mod non siano così, perché sennò è un bel problema. Adesso io vedo un po' cosa riesco a fare, magari cerco di finire il mondiale, anche magari se non registro tutte le gare ve le racconto io. E niente raga, così, adesso andiamo su MotoGP e speriamo bene. Allora, tutti avete detto che è una moto di merda, vabbè, ma il Comendone è pronto alle sfide impossibili, andiamo. Qatar, prima tappa del mondiale, di notte, andiamo con le qualifiche. Oddio ragazzi, avevate ragione. Che catorcio! Parto dall'ultima posizione, disastro. Oddio, prevedo... Devo fare i miracoli ragazzi, vai! Devo fare i miracoli. Ma il Comendone, intanto il Sic in prima posizione. Mamma mia, che moto di merda, che devo fare i miracoli ragazzi, devo dimostrare al mondo che sono un grande. Dai. Sarà veramente duro sto mondiale, ma veramente, veramente duro. L'uomo che è arrivato terzo in 125 con la moto della Chicco vuole fare grandi cose con la moto della Barbie. Siamo già 15esimi, intanto attenzione! Ed è subito brutta caduta per il veneziano e un altro muore, non ci credo. Mamma mia. Subito Vaneggi Comendiani alla prima gara, non ci voglio credere. Mamma mia, che inizio di merda di mondiale. Inizio spaventosamente spaventoso. Porca miseria, che incidentone. Cerchiamo di recuperare qualche posizione, ma è dura, qua non siamo in 125 purtroppo. Inizio veramente problematico, un'altra caduta ragazzi. Porca puttana, che incidente. Mamma mia, che inizio, che inizio. Dai Comendone che possiamo fare la remontata. Vai la remontata. Bravo Comendone, dove vola Comendone. Dai Comendone, spingi, spingi. Dai, prendila bene, prendila bene. E rettilineo, ciao Fioi. La moto della Barbie. Dai, il Sic è primo. Grande Simo. 19esimi siamo, madonna che inizio scoppiettante. Dai, qualche posizione, non posso finire così male la prima gara. Dai che il Comenda adesso tenta il riscatto comendiano. Vai di riscatto comendiano. Bella curva. Ocio. Bravo. Dai che c'è un super trenino adesso. Siamo 16esimi. Che inizio di mondiale. Che caduta spaventosa. Dai, bravo. Mamma mia. Anche qua c'è Spergarò. Ocio. Il Loca. Dai che siamo dietro al Loca. Che rimonta però. Che rimonta nel Venezian. Sarà dura vincere una gara qua con sta moto.
indonesiana qua della minchia. Però guardate che rimonta. Spettacolo puro. Cosa si è inventato il Kumenda? Siamo ottavi, ragazzi, non so neanche io come. Vai. Che lotta in 2,50, ragazzi. Ma vai fuori dai coglioni. Ma vara, Phobel. Ma mangiami il pacco, Phobel. Poggiali, Locatelli e vai. Siamo tanto lenti, Siamo tanto lenti. Sì, ciao. Devo fare un miracolo all'ultimo giro per recuperare un paio di posizioni. Ma se queste sono le premesse sarà un mondiale veramente duro. Che moto di merda che ho preso. Sono un coglionazzo. Ma mi sembrava la migliore di quelle là. Era la più di bu. Con che cazzo di criterio vanno su sto gioco? Vai. Dai. Bisogna sperare in upgrade. Bravo. Dai, con un po' di fortuna. C'è Simon. Sto guidando al massimo delle mie possibilità, ragazzi. Bravo. Madonna del signor. Ottavo, va benissimo l'ottavo posto, vabbè, ma che cazzo di moto ho? Bravo, rischio. Dai, che settimo me lo godo, settimo posto. Calma, Kumendone, stai calmo. Dai, tieni duro, ultima curva. E adesso speriamo bene di non perdere troppe posizioni. Corri. Settimo posto. Grande Kumendone. È andato a vincere il grandissimo Marcone Simoncelli, grande Sic. Secondo Barberà, terzo Bautista, poi Callio, Pasini, De Bon e Kumendone Venetian. Siamo partiti bene, ragazzi, veramente bene. Prendono punti fino al 15° posto. Ok, bene. Che sofferenza questa prima gara, fioi. Boh. Ok, seconda gara, Pink Love. A Jerez, boh. Mamma mia, ragazzi, sta moto fa da cagare in qualifica. Ancora 24ª posizione, fioi. Altra gara. Altra remontata veneziana, dai. Ottima partenza del Kumendone. Nuvoloso in Spagna. Dai, noi ci proviamo, ragazzi, perché sono il Kumendone veneziano e il Kumendone può far tutto con una moto veramente della Barbie. Raga, la prossima moto me la consigliate voi, perché sinceramente ho scelto le due moto peggiori del gioco, fioi, non lo so. Dai, fioi, dai. 11º. In questa curva voglio già rischiare. Che cazzo rischio, che non riesco neanche a arrivare vicino a un sorpasso. Mamma mia che campionato. Un campionato non in salita, de più. Bandiera gialla intanto. Sventolando bandiera gialla.
E bravo Comendone. Silenzio, è arrivato il Comendone. Rischio derapone del Comendone. E siamo settimi. Dai, comunque esce il 21 giugno a MotoGP 2013. Non vedo l'ora, raga, non vedo l'ora. Sono pronto a fare una carriera appassionante, incredibile, meravigliosa. Una carriera dove il vaneggio è dietro l'angolo. Ma ragazzi, scusate, devo concentrarmi adesso, che c'ho Pasini davanti. C'ho Pavesini. Oh, c'ho bastardo. Takashisho. Maledetto. No, sta moto non ce la fa arrivare più in alto, Dai, cerchiamo di superare anche Pavesini. C'è il buon Pavesini. Dai, Comendone, dai. Curva abbastanza buona. Dai, che Pavesini è nostro. Buona anche questa. Ciao Pavesini. C'è Kallio e Barberà. No, mamma donnina benedettus. Bravo Comendone, bravo. Mamma mia come sto guidando, ragazzi. Con una moto veramente impresentabile. Madonna, sto Kallio mi sta sul cazzo. Sarebbe un sogno ma rifare un po' della seconda gara in 250 con una moto così, ma anche il quinto posto va bene. Stiamo buoni. Questa curva l'ho fatta di merda. Final lap. No, questa è ancora peggio. Mi è andata bene. Dai Comendone, vola. Con tanto fiato in gola. Dai. Tensione altissima a Jerez de la Frontera de Spagna. Mamma mia, oh. Non ce la faccio, ragazzi, non ce la fa. Erroraccio comendiano, no! No, che cagata che ho fatto. Ma porca mignotta. Vabbè, se va bene arrivo quinto. Peccato. Dai, anche un quinto posto me lo godo, però. Dai, l'ultima curva, magari un miracolo. Mamma mia, per poco ci arrivavo, madonna. Quinta posizione, il Comenda c'è. E che cazzo, vittoria ancora per il Sitch, madonna, che fenomeno, cazzo. In classifica siamo settimi, bene, 20 punticini, 50 Sitch, 36 Bautista, Barbera 30 e poi via tutti gli altri. Siamo abbastanza, messi abbastanza bene, dai. Ok, per i piccoli upgrade. Boh. Terza gara. All'Esto, ragazzi, indovinate la posizione in griglia? 23esimo, sotto la pioggia, benissimo. No, ragazzi, è una sofferenza, sta moto. Mamma mia, in qualifica è una merda. Vai. Sotto il diluvio portoghese, il Comendone tirerà fuori la prestazione fenomenale. Vai, siamo già a noni.
Dai che sotto il diluvio il Cumena tirerà fuori la prestazione della vita. Dato uno... Mamma mia che caduta di quello di là. Boggiali è caduto. Locatelli si incazza, ma mangiami il pacco, Loca. Oh, Simoncelli è incredibile, primo. Noi siamo decimi. Prevedo una gara molto in salita, un po' come tutte le altre, insomma. Dai che almeno il Loca superiamolo, cazzo. No. Ai ai ai. Siamo 20esimi. Sì, ciao. Vado. Callio, anche Callio è caduto. Bella gara di merda. E vai. Nell'altrone se mi qualifico sempre ultimo le possibilità di andare fuori sono tante. Vabbè. Sarà dura ragazzi fare un mondiale migliore della 125. Dai, cerchiamo di rimontare un pochino almeno. Dai, almeno prendere qualche punto, 15esimo almeno un punto, dai. Cerchiamo di salvare la faccia almeno. 2 cadute clamorose. Proviamo una piccola remontata. Che palle però. Ma che cazzo di moto ho preso? Sì, ciao. Niente da fare, devo spingere sempre al massimo e sotto il diluvio è durissima. È caduto il Locatelli. Tagliamo e chi se ne frega. Dio mio. Che gara, la peggior gara della mia carriera, fioi. Simoncelli sempre primo intanto. Il Cumendone nelle retrovie ragazzi. Il Cumendone nelle retrovie. Ah, che pippone. E vai. Gara da dimenticare per il Cumendone veneziano. Dai, neanche 15esimo. Che tristezza. Sono caduto 4 volte. Ora bastava avere un giro, cazzo. Peccato. Almeno qualche punto lo portavo a casa. Però proviamoci, dai. Dai, siamo solo 2 posizioni. Almeno un punto lo voglio, dai. Dai che si è riaperto tutto. Con il cuore comendiano. Bravo, Comendone.
perché può essere importante qualche punto. È sempre importante. E vaffanculo, porto a casa punti forse. E mangiatemi il pacco, 11°. Aspetta, attenzione perché c'è. Sempre a stare attenti con le scie e con le robe. E ciao, agli ultimi, non so, le ultime 4-5 curve, manco male. Simoncelli, terza vittoria di fila, mamma mia. Ok, allora, siamo sempre settimi a 25 punti. 5 punticini ho portato a casa. Buono, sono molto soddisfatto. Allora, raga, la prima parte è andata del mondiale, la prossima è la Cina, un inizio un po' così, ma ragazzi sono con una moto veramente incredibile. Dopo la moto della Chicco, la moto della Barbie. Prossime gare ci spariamo China, France, Italia e Catalogna. Sono le prossime gare del mondiale del Comendone. Raga, un saluto al Comendone veneziano. Ciao!